Eder. Mac. Pallister. L'enigma della fine. Il 14 dicembre 2021, Liliana scompare misteriosamente nel nulla dopo aver avvisato Claudio Sterpin che avrebbe ritardato di mezz'ora al loro appuntamento del martedì perché doveva recarsi al negozio Wind, non specificando tuttavia per quali ragioni. Di Lilly si perderanno le tracce. Lascerà il cellulare, i soldi e i documenti, nonché l'indispensabile Green Pass a casa. Resteranno solo le riprese delle telecamere della scuola di polizia sita in via Damiano Chiesa ed una sgranatissima e controversa registrazione operata dalla dashcam di un autobus nei pressi di Piazzale Gioberti. Da questo momento ci sarà un buco temporale fino al 5 gennaio 2022. 3 pintruni misteri del 14 dicembre 2021. La sequenza degli eventi. Allo scoccare della mezzanotte del 14 dicembre 2021, Lilly si trova nel letto di casa sua insieme al marito Sebastiano. Ma qual è il suo vero stato d'animo alla vigilia della scomparsa? Il marito inizialmente racconterà di una Liliana rilassata che si addormenta dolcemente, ma questa versione è destinata a mutare. Gli amici presenti insieme alla coppia a una cena del 13 dicembre 2021 racconteranno di una Liliana particolarmente tesa e silenziosa, di una tensione palpabile con il marito, tanto da non rivolgergli lo sguardo nemmeno quando lui la filmava con il cellulare. Nel 2023 Sebastiano riscriverà la storia di quella sera, affermando che Liliana, prima che si addormentasse, era silenziosa e palesemente turbata, arrivando a dichiarare in seguito che addirittura piangesse per i dolori derivanti dall'osteoporosi. Non è chiaro quindi a che ora Liliana prenderà sonno. Quel che sembra invece riscontrato è che si risveglierà alle ore 6 am per fare la lavatrice. Questo orario non rappresenta un'anomalia, in quanto a quell'ora la coppia godeva di una tariffa elettrica favorevole. Liliana, dopo essere tornata a dormire, si risveglierà giusto in tempo per misurare la pressione a Sebastiano. Ma anche questo dettaglio è controverso, poiché verrà rivelato dallo stesso marito solo dopo innumerevoli versioni. A dimostrazione di una presunta serenità della coppia, Sebastiano affermerà che alla sua uscita Liliana lo saluterà calorosamente dalla finestra con le topoline, ovvero pupazzetti che Liliana animava come fossero burattini. Sebastiano affermerà anche di non aver fatto in tempo a vedere esattamente cosa avesse mangiato per colazione Liliana quella mattina, ma che solitamente in quel periodo mangiasse una fetta di panettone con le uvette, caffè o tè. Sapremo in seguito all'autopsia che aveva ingerito anche tachipirina, aspirina e vitamina B6. Il primo elemento cardine di quella mattina lo abbiamo alle 8:22, quando Liliana chiama Claudio Sterpin al telefono e, in questa conversazione della durata di 96 secondi, lo avvisa che tarderà al loro appuntamento di circa mezz'ora, essendo subentrato un impegno improvviso che l'avrebbe costretta a passare dal centro Wind di via Cesare Battisti. Sappiamo che alle ore 8:38 Liliana era ancora a casa perché il contapassi del suo cellulare registrerà un movimento di 11 passi, equivalente a circa 7 metri. Da questo momento i telefoni di Liliana non si muoveranno più. Si muoverà invece lei, che sarà ripresa da diverse telecamere della scuola di polizia alle 8:42 in via Damiano Chiesa, mentre si dirige all'angolo tra via San Cilino e strada di Guardiella per gettare diversi sacchi di spazzatura. A questo punto nasce il vero primo mistero, poiché da quei cassonetti a Piazzale Gioberti normalmente si impiegano 3 minuti a piedi per coprire una distanza di circa 200 metri. Invece, Liliana sarà ripresa da un autobus in transito in quel punto alle 8:50 e l'unica testimonianza visiva che ci arriva è quella della fruttivendola Iva, che racconta di una Liliana a passo non molto veloce. Da questo momento in poi di Liliana non si saprà più nulla. Ci resterà solo la sensazione che procedesse dritto su via San Cilino, quella che porta verso l'ingresso dell'ex OPP. Liliana ripresa la mattina del 14 dicembre 2000. La 3.2, l'alibi imperfetto. La mattina di Sebastiano inizia, secondo il suo cellulare, alle ore 7:54. Quel giorno ha in programma di andare a fare prelievi e consegne di coltelli in diverse pescherie, lavorando come arrotino in nero per arrotondare il suo esiguo stipendio di circa 500 euro.
Le telecamere e le celle telefoniche confermano la veridicità della prima parte del suo racconto. Infatti, si può supporre che almeno fino alle 9 Sebastiano sia effettivamente passato da più pescherie. Come vedremo adesso, sono soprattutto i titolari delle prime pescherie a confermare il suo passaggio. Luca Carboni, contitolare della pescheria al Brigantino, confermerà il passaggio di Sebastiano la mattina del 14 dicembre, pur non sapendo collocarne con sicurezza l'orario. Livio Poldrugovac, titolare della pescheria Riccio di Mare, confermerà il passaggio di Sebastiano, ma anche in questo caso non l'orario. Manuel Sarmientom, titolare della pescheria Pescatori del Golfo, confermerà il passaggio di Sebastiano, ipotizzando che ciò fosse avvenuto intorno alle 9 del mattino. Federico Gattone, contitolare della catena di pescherie L'Ancora, non saprà riferire se Sebastiano sia passato il 14 o il 15 dicembre, ma specificherà che solitamente il marito passava da loro tra le ore 10:30 e le ore 12:30, quindi non sicuramente all'orario dichiarato da Visintin. Marina Butkovic, titolare della pescheria L'Ancora di via Forlanini Nengo 46, non confermerà il passaggio di Sebastiano. Tuttavia, è dopo le 9 che il mistero si infittisce, e cioè quando Sebastiano, secondo la sua routine, dovrebbe passare dall'ultima pescheria. La testimonianza che segue rappresenta, secondo il sottoscritto, la vera breccia nell'alibi di Sebastiano. Margherita Zemanek, dipendente della pescheria L'Ancora sita all'interno della Galleria Rossoni, affermerà che la mattina del 14 dicembre era giunta al lavoro alle ore 7:50, notando che c'erano dei coltelli posti in ordinata fila sul bancone. Erano coltelli già affilati, mentre quelli da affilare non c'erano più. La cosa straniva la donna, in quanto Sebastiano per abitudine passava normalmente tra le 8:30 e le 9. E quindi costei chiedeva delucidazioni in merito al padre Giuliano e al direttore Michele Oeser, i quali le rispondevano di non aver visto Sebastiano quella mattina. Tuttavia il padre le riferiva che uno dei due direttori del supermercato aveva visto Sebastiano fare il cambio coltelli il 13 dicembre pomeriggio. Il direttore Michele Oeser dirà di non sapere nulla del possibile passaggio di Sebastiano, affermando di non conoscerlo, e negherà anche che Margherita gli abbia fatto domande al riguardo. L'altro direttore, Gianluca Castellano, dirà di non aver mai visto Sebastiano in vita sua. Trovandosi questa pescheria all'interno del supermercato Zazzeron, niente vieta che qualcuno possa accedervi quando è chiusa, poiché non è divisa dal resto della struttura. Anche il modo in cui gli escussi smentivano il racconto di Margherita personalmente ha dato l'idea che potessero avere una sorta di timore. Inoltre va notato che Sebastiano, essendo passato il 7 dicembre da quella pescheria, non avrebbe dovuto farvi ritorno la settimana del 14. C'è un ulteriore elemento a conferma dell'anomalia che si verifica in questa fase della giornata di Sebastiano. I coltelli da lui portati non tagliano come dovrebbero, come se non fossero appena stati affilati, ed una cosa del genere non era mai accaduta. Se potessimo ipotizzare che Liliana, da via San Cilino, avesse davvero proceduto verso via Cesare Battisti, vi sarebbe giunta indicativamente alle ore 9:10, avendo una distanza da coprire di circa 2 chilometri. È sospetta la coincidenza che Sebastiano, proprio in quel segmento orario, sembra sparire nel nulla. Lui affermerà di essersi recato in quei minuti presso la Galleria Rossoni a portare 2 coltelli. Come anticipato, Margherita Zemanek, lavorante di tale pescheria, dichiarerà che quella mattina al suo arrivo i coltelli fossero già presenti, sottolineando di essere giunta al lavoro prima delle 8:08. È noto che Sebastiano quella mattina fino alle 8 si trovava in tutt'altra zona di Trieste, e questa certezza ci viene restituita dall'analisi delle celle telefoniche e dal Targa System di Trieste. Quando può davvero essere passato Sebastiano da quel luogo? Come detto sopra, Margherita quindi asserirà di aver trovato i coltelli già presenti sul bancone quella mattina, sostenendo che un titolare della galleria avesse sentito un suo collega affermare di aver visto Sebastiano all'interno della galleria il giorno precedente, come già detto. Sentito a Sit dagli inquirenti, smentirà in modo sospetto la versione, affermando che Margherita Zemanek avesse frainteso il suo dire. Ed allora facciamo un passo indietro, tornando alla sera precedente. Il 13 dicembre, durante la cena, avviene un fatto misterioso.
Improvvisamente Sebastiano si alza e chiede alla proprietaria di casa, Mihaela Onea, di seguirlo in cucina, dove lui le farà una richiesta particolare e mai chiarita dallo stesso. Infatti, le chiederà la restituzione di 2 coltelli che le aveva regalato tempo prima, in cambio di uno nuovo. Insospettito da questo dettaglio e dal fatto che il cambio coltelli in quella pescheria non poteva essere stato effettuato la mattina del 14 dicembre 2021, viene fatto dal sottoscritto un controllo sulle celle telefoniche, in seguito al quale i dubbi diventavano quasi certezze. Dopo cena, il telefono di Sebastiano era agganciato fino alle ore 22 e 8 minuti e 51 secondi alla cella di Campo Belvedere 78. Essa si trova a circa 1,2 km di distanza dalla Galleria Rossoni, contribuendone alla copertura. Dopo 16 minuti di time out, il telefono del marito di Liliana si localizzava sulla cella di via San Cilino e subito dopo su quella di via San Pelagio, 15, sito nei pressi della zona di residenza. Alle ore 22, 24 minuti e 54 secondi ed infine alle ore 22, 40 minuti e 58 secondi agganciava la cella di via Carlo de Marchesetti 21, quella di pertinenza della sua abitazione, in cui il suo telefono restava agganciato per tutte le ore seguenti. Si poteva quindi ipotizzare il seguente scenario. Sebastiano, finita la cena con gli amici, spegne il cellulare per non essere tracciato e si reca a consegnare i coltelli presso la pescheria della Galleria Rossoni, che dista 5 minuti, e poi percorre i 3,6 chilometri che lo separano da casa in circa 10 minuti. Avremmo un totale di tempo impiegato di 15 minuti, più circa 2 minuti che l'uomo avrebbe impiegato per entrare e depositare i coltelli sul bancone della pescheria e ritornare in auto. Questi tempi trovano conferma proprio nel fatto che il telefono di Sebastiano, come visto, si blocca alle ore 22 e 8 minuti fuori casa degli amici e si riattiva nei pressi di casa sua alle ore 22 e 24 minuti. Un blackout di 16 minuti estremamente compatibile con i tempi stimati da Google Maps. Se questa resta una mera supposizione, visto che il telefono di Sebastiano è localizzato a circa 1,2 km dalla Galleria Rossoni, sarà il telefono di Liliana a confermare la fondatezza di questa ipotesi. Il cellulare della donna, fino alle ore 21 e 21 minuti e 39 secondi, aggancerà la cella che copre la casa degli amici con i quali sono a cena, ovvero quella di Campo Belvedere 78. Come è accaduto con il telefono del marito, questo telefono inizierà poi a muoversi e sarà localizzabile alle ore 21 e 51 minuti e 39 secondi presso la cella della Galleria Arrigo Protti 2. Ebbene, questo dato ci dice che quel telefono quella sera si trovava a soli 160 metri dalla Galleria Rossoni, perché quella è la distanza che intercorre tra le due gallerie. Infine, alle ore 22 e 21 minuti e 39 secondi, il cellulare di Lilli aggancerà la cella di via Carlo de Marchesetti 21, suggellando così il ritorno a casa della donna. Va sottolineato un altro dato piuttosto eloquente. I dispositivi di entrambi, tra la disconnessione in zona Galleria Rossoni e la riconnessione nei pressi di via Verrocchio, avevano saltato tutte le celle intermedie. Da qui la deduzione che Sebastiano Visintin, alla fine della cena del 13 dicembre, fosse andato verso la Galleria Rossoni e che una volta giunto lì avesse spento il cellulare suo e quello di Liliana. Al fine di non essere tracciati, i due telefoni poi sarebbero stati riaccesi solo nei pressi della loro abitazione. Le tempistiche, come appena dimostrato, risultano assolutamente compatibili con questa ipotesi. Che i due cellulari viaggino insieme è dimostrato dal fatto che quello di Liliana viene tracciato presso la sua abitazione dalle ore 22 e 21 minuti, mentre quello di Sebastiano dalle ore 22 e 24 minuti. Quindi è presumibile che i due apparati si trovassero vicini anche quando alle ore 21 e 51 minuti quello di Liliana agganciava la zona della pescheria, confermando che sia quello il momento preciso in cui Sebastiano deposita i coltelli. Ma la Galleria Rossoni a quell'ora poteva essere aperta in considerazione del fatto che il supermercato Zazzeron avesse come orario di chiusura le ore 20. Le testimonianze in merito alla cena a casa dell'amica Mihaela ci dicono che gli ospiti vanno via in un orario compreso tra le ore 22 e le ore 22:30, quindi ben 2 ore dopo la chiusura del supermercato.
Un evento però sconvolge il predetto scenario, dimostrandoci che alle ore 22 la galleria fosse ancora aperta e al suo interno vi fosse almeno una persona. Andiamo ad esaminare nel dettaglio le dichiarazioni dei manager. 1. Giuliano Zemanek, padre di Margherita, affermerà che il 13 dicembre aveva lavorato fino alle ore 20. 2. Gianluca Castellano affermerà di aver lavorato in quel 13 dicembre sino alle ore 21. L'uomo ricorda benissimo quella data perché quel pomeriggio aveva seguito una degustazione di vini, iniziata alle ore 19 e finita alle ore 21. Una degustazione vinicola, svoltasi al piano superiore della Galleria Rossoni, aveva quindi fatto sì che la struttura restasse aperta sino alle ore 21. Tuttavia, sappiamo che Sebastiano, in questa fascia oraria, si trovava ancora a casa degli amici, essendo stato localizzato lì il cellulare di Liliana. 3. Michele Oeser dichiarerà di lavorare alla Galleria Rossoni fino alle ore 20:30. Tuttavia, la sera del 13 dicembre restò in servizio fino alle ore 22, poiché, finita la degustazione di vini, per circa un'ora si occupò di riordinare i locali. Questa dichiarazione ci conferma definitivamente che, all'orario in cui Liliana e Sebastiano si spostano dalla casa degli amici, la galleria fosse ancora aperta, con al suo interno pochissimo personale. Ciò rendeva astrattamente possibile che Visintin fosse entrato per depositare i coltelli sul bancone della pescheria senza essere visto. Se ciò fosse ufficialmente accertato, emergerebbe un disegno che vede una sorta di pianificazione degli eventi del 14 dicembre, già a partire dalla sera del 13 dicembre. Con questa azione, infatti, Sebastiano Visintin si era liberato proprio nella finestra temporale corrispondente all'eventuale arrivo di Liliana Resinovic nei pressi della Wind. Sebastiano verrà informato dalla stampa e non negherà la possibilità di essere effettivamente passato il giorno precedente dalla Galleria Rossoni, sostenendo come giustificazione il fatto che dopo oltre 2 anni fosse per lui impossibile ricordare. È davvero possibile che Sebastiano avesse consegnato i coltelli presi la sera precedente alla cena dagli amici? Se dovessimo presupporre una colpevolezza di Sebastiano, questo passaggio sarebbe dirimente, in quanto potrebbe far ipotizzare una premeditazione, poiché Sebastiano anticipa la pescheria con la quale normalmente conclude il suo giro, liberando, come detto, una finestra temporale necessaria per andare a incontrare la moglie. Va notato che gli inquirenti provano a verificare le dichiarazioni di Margherita, chiedendo conferma al padre, il quale si limiterà a dire che la pescheria era chiusa e di non conoscere Sebastiano. C'è un altro elemento sospetto nell'ottica prima citata. Quella sera, al momento di lasciare la casa dove erano ospiti, 2 amici, Adriana e Enzo, arrivati in bus, chiederanno un passaggio in auto a Sebastiano, che glielo negherà, affermando di avere smontato i sedili dell'auto per trasportare le bici. Questi amici, tra l'altro, riferiranno che la coppia stesse litigando e resteranno perplessi per tale diniego. È possibile che Sebastiano si sia comportato in questo modo proprio per poter passare dalla Galleria Rossoni senza che gli amici lo sapessero. Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa era già emersa una ragione che aveva portato il sottoscritto a dubitare del suo passaggio in quel luogo. Sebastiano, ogni volta che ricostruiva il giro delle pescherie con tanto di promemoria davanti, arrivato all'ultima pescheria, sembrava sbagliarne volutamente il nome, chiamandola a volte Galleria Orsini, altre volte Galleria Rosconi. Sembrava l'atteggiamento di chi non volesse far sapere di essersi recato alla Galleria Rossoni, proprio per evitare che qualcuno uscisse allo scoperto per smentirlo. Sempre nei minuti in cui Liliana avrebbe potuto trovarsi nei pressi di via Cesare Battisti, che dista solo 1,5 chilometri dal magazzino di via Donadoni 36, presso il quale Sebastiano doveva recarsi quella mattina, accade un altro fatto alquanto insolito. Alle 9:12 Sebastiano giunge nei pressi di questo magazzino, secondo il dato restituitoci dalle celle telefoniche, spegnendo poi misteriosamente il suo telefono fino alle ore 12:10. Sebastiano asserirà più volte che ci fosse semplicemente una carenza di segnale telefonico, ma in realtà le indagini metteranno in evidenza che in tutte le sue precedenti permanenze in quel luogo il suo telefono non aveva mai mostrato tale problematica. Inoltre, in riferimento a questo passaggio, più volte si contraddirà dicendo che i telefoni fossero spenti.
A parte l'evidente lapsus con il quale Sebastiano ammetterebbe lo spegnimento ingiustificato dei suoi dispositivi, sorprende il fatto che usi più volte il plurale, parlando di dispositivi, quando in realtà con sé dovrebbe avere un solo dispositivo. In aggiunta a ciò, una perizia sui consumi energetici metterà in evidenza che i consumi riscontrati quella mattina all'interno di quel laboratorio fossero compatibili con la sua presenza solo tra le 9:30 e le 10:30, non emergendo consumi di elettricità da quel momento in poi. Uscito dal laboratorio, lo stesso sosterrà di essere andato a fare un giro in bicicletta per testare una GoPro 9 appena acquistata. Emergerà, invece, che Sebastiano utilizzava da anni questo tipo di action cam e in particolare quella GoPro 9, che aveva comprato almeno da un paio di mesi. Inoltre la memory card presentava al suo interno già centinaia di registrazioni. Il giro in bici iniziava alle 12:16 dal suo magazzino e terminava in via Verrocchio alle 13:33. In questo frangente Sebastiano, anziché effettuare una ripresa video continuativa, si esibiva in un continuo attacca e stacca. Va notato che, dopo i primi 10 minuti, le celle telefoniche quasi mai confermeranno i luoghi da lui ripresi, ma l'anomalia principale riguarda il video della GoPro 9 Nangega 01455, della durata di 97 secondi, in cui Sebastiano, a bordo della sua bici, giungeva nella zona di Villa Bonomo. Tale registrazione veniva interrotta alle ore 13, 4 minuti e 5 secondi. 13 secondi dopo, e quindi alle ore 13, 4 minuti e 18 secondi, Sebastiano avviava la registrazione del video GR14156, della durata di 92 secondi. All'avvio di questa registrazione, costui si trovava nei pressi di Strada Nuova per Opicina, area campeggio Obelisco. Il seguente video, il Noto 156, inizia alle 13, 4 minuti e 18 secondi, quindi solo 13 secondi dopo. Tra la fine del primo video e l'inizio del secondo, come visto, intercorrono solo 13 secondi, ma Sebastiano riavvia la registrazione in un punto distante 800 metri, cosa che sarebbe possibile solo se lui avesse viaggiato a circa 221 km/h. In questo video, inoltre, Sebastiano appariva in primo piano spiegando il proprio itinerario, ma nel farlo si dimostrava sorprendentemente impreparato e impreciso. Faceva inoltre riferimento a intercorsi e mai precisati problemi tecnici. Giunto a casa non si insospettirà per la mancanza della moglie, che anzi definiva normale. Alle 14:56 il telefono di Liliana squillerà ed è quindi in questo momento che Sebastiano deve aver compreso che la moglie avesse lasciato i telefoni a casa. Incomprensibilmente, lui riferirà agli inquirenti di aver notato quei telefoni solo alle 16. A fare quella chiamata, dalla durata di circa 11 secondi, era un allarmato Claudio Sterpin, che già dalla mattina stava continuando a chiamare Liliana. Sebastiano chiudeva la chiamata. Come già detto, Claudio Sterpin si era allarmato già dalle 10 e aveva iniziato a cercarla. Non avendola trovata nemmeno al centro Wind, dove si era recato dalle 12:25 e 57 secondi fino alle 12:28 e 48 secondi, come registrato dal GPS della sua auto, aveva contattato il padre di un suo allievo del marathon, tale Salvo Nasti, avendo saputo da Liliana che fossero vicini di casa. Dopo averlo incontrato in un bar in centro a Trieste, l'aveva messo al corrente della loro relazione sentimentale, pregandolo di cercare di capire cosa fosse successo. Salvo e la moglie Gabriella Micheli, nel tardo pomeriggio, inviavano un messaggio sul telefono di Liliana dicendole di avere un regalo per lei. Era una chiara scusa per vedere se lei rispondesse. A questo messaggio, invece, rispondeva Sebastiano, che li pregava di scendere, dicendo loro che Liliana non era rientrata a casa e di essere molto preoccupato. Gabriella e Salvo inizieranno a indagare, perquisendo la casa, contattando gli ospedali, parlando anche con il fratello Sergio, rendendosi però conto che Sebastiano sembrava remare contro. Lo pregheranno di andare a fare denuncia per la scomparsa della moglie, ma lui si rifiuterà. Alle 19:30 i due esasperati se ne torneranno a casa. Alle 21:45 saranno ricontattati da Sebastiano, che chiederà a Gabriella di accompagnarlo in questura, dove alle 22:45 farà la seguente denuncia con oggetto allontanamento volontario. Con la presente intendo riferire notizie in merito alla scomparsa nella mattinata del 14 dicembre di mia moglie Resinovic Liliana,
nata a Trieste il 26 aprile 1958 e ivi residente in via Verrocchio 2. Stamattina, intorno alle 8, dopo aver finito colazione insieme a lei, uscivo dalla mia abitazione per espletare delle commissioni in città e mia moglie mi salutava normalmente dalla finestra, come fa ogni volta che esco di casa. Quando sono andato via dall'abitazione, lei era ancora in pigiama, era serena e non sembrava avere alcun atteggiamento strano che potesse in qualche modo insospettirmi. Preciso, inoltre, che non abbiamo avuto alcuna discussione particolare né oggi né nei giorni precedenti. Io sono uscito con la mia auto e sono rientrato intorno all'ora di pranzo. Quando sono rincasato, mia moglie non era in casa, ma mi sono accorto che aveva lasciato il suo cellulare su un tavolino in soggiorno. Non mi sono stupito né che avesse dimenticato il cellulare a casa, poiché era successo altre volte, né che fosse uscita senza avvertirmi, poiché capita spesso che dimentichiamo di avvertire se uno dei due esce di casa, essendo piuttosto indipendenti. Tuttavia, intorno alle 16, non avendo alcuna notizia da parte sua, cominciavo a preoccuparmi seriamente. Per questo motivo decidevo di telefonare al fratello di mia moglie per sapere se avesse sue notizie, ma non ne aveva neppure lui ed era preoccupato, perché anche lui aveva provato a contattarla sul suo cellulare durante la giornata, ma senza ricevere alcuna risposta. A quel punto gli spiegano che Liliana aveva lasciato il cellulare a casa. Intorno alle 17:30 sentivo vibrare il suo telefono e notavo che aveva ricevuto un messaggio da un'amica in comune, che stasera mi ha accompagnato qui in questura, tale Micheli Gabriella. A quel punto decidevo di contattarla per riferirle che mia moglie aveva lasciato il cellulare a casa e che ero molto preoccupato perché non avevo sue notizie da ormai troppo tempo. Poco dopo chiedevo a Gabriella e al suo compagno di raggiungermi a casa perché mi sentivo molto agitato. Preciso che soffro di scompenso cardiaco. Una volta giunti a casa abbiamo atteso ancora un po' nella speranza che mia moglie tornasse. Non avendo ancora avuto alcuna notizia, decidevo di recarmi in questura assieme a questi due miei amici per denunciare la scomparsa di mia moglie. Lei è alta 150 centimetri, pesa circa 42 kg, ha i capelli castani e gli occhi verdi. Non posso riferire che indumenti indossasse, poiché quando l'ho salutata stamattina, come detto, era ancora in pigiama. Tuttavia, posso asserire con certezza che non ha portato via nessun indumento né i soldi che teniamo in un posto specifico all'interno dell'appartamento, ma ha portato via la sua borsetta. Inoltre tengo a precisare che mia moglie prima di lasciare l'appartamento ha chiuso la porta a chiave, pertanto dovrebbe avere le chiavi di casa con sé. Preciso che è la prima volta che mia moglie si allontana per tutte queste ore senza avvisare. Prima di venire qui, ho contattato tutti i nostri amici, ma nessuno di loro aveva notizie. Io e mia moglie non abbiamo avuto alcuna discussione né oggi né nei giorni precedenti. Non ho riscontrato alcun comportamento anomalo da parte sua. Inoltre tengo a precisare che mia moglie non ha mai manifestato intenti malsani o suicidi. Liliana non soffre di alcuna patologia particolare né assume psicofarmaci o farmaci di altro genere. Questo tipo di denuncia, probabilmente, starà alla base di tutta la serie di errori che gli inquirenti commetteranno. Un altro elemento, tutt'altro che logico per un marito allarmato, lo rileviamo dal fatto che pochi minuti prima di andare a depositare la denuncia di scomparsa, Sebastiano Visintin bloccherà sul suo cellulare il numero di Claudio Sterpin. Cosa insolita, dal momento che lui affermerà di non conoscerlo. Temeva forse una sua chiamata? C'è infine un altro elemento estremamente controverso riguardante il 14 dicembre. Nei giorni successivi alla scomparsa di Liliana, Sebastiano racconterà alla cugina Silvia Radin di essere rientrato quella mattina alle 10:30. Successivamente negherà di avere affermato questo dettaglio, che tuttavia trova compatibilità con l'orario di spegnimento del suo cellulare e con la successiva testimonianza dell'albergatrice Jasmine. Quella mattina, dalle 9:12 alle 12:10, risultano delle chiamate che, secondo la perizia informatica effettuata dai consulenti dell'Associazione Penelope, sarebbero state ricevute e manualmente deviate sulla segreteria del telefono di Liliana e su un altro numero. In particolare, alle 10:56, Sebastiano avrebbe manualmente respinto una chiamata di Claudio Sterpin.
Risulta sospetta in particolare un'incongruenza tra i tabulati telematici e telefonici e i dati di log registrati nell'iPhone di Liliana tra le 11:24 e le 13:06 del 14 dicembre. Guarda, è stato devastante. Io a Liliana non ho fatto niente, guarda, assolutamente niente. Non vengo creduto da chi. Sul momento devono parlare gli avvocati. Dicevano che ero scappato qua e là. I miei avvocati sapevano, le persone che mi conoscono sapevano, a cui mandavo le foto, tutto quanto. Se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.